Lei è considerata la voce di Vicenza e non solo, lavora come attrice, doppiatrice, speaker e realizza e conduce degli straordinari corsi finalizzati proprio a tirar fuori la voce di ciascuno di noi ed è protagonista di straordinari ed imperdibili spettacoli. Franca Grimaldi. Mi occupo di voci da più di 30 anni, nasco come speaker, quindi doppiaggi, documentari, spot pubblicitari, diciamo questa è la prima parte della mia vita. Questo mi ha portato a lavorare a 360 gradi sulla voce perché stando in campo audio hai solo la voce, non hai la gestualità e quindi è stata una passione che mi ha portato ad esplorare vari ambiti e mi ha fatto capire che la voce è qualcosa che ci rappresenta. La voce umana rappresenta la nostra totalità, per cui tutti i miei percorsi hanno l'obiettivo di lavorare sulla voce in maniera naturale. Io non insegno niente, aiuto solo le persone a riscoprire le proprie potenzialità ed usare la voce con sicurezza affinché sia più vicina proprio alla loro personalità. Allora, la voce, in quanto suono primario, è energia in vibrazione, è energia che scorre attraverso di noi sotto forma di suono e quindi fa anche parte del nostro benessere. Ovviamente ci permette la comunicazione, ma il più delle volte se la voce è bloccata la nostra comunicazione non può essere efficace. Bisogna capire che cos'è che blocca la nostra voce. L'emozione sicuramente è un aspetto fondamentale, perché l'emozione va a toccare tutti i nostri punti, diciamo così, anche vitali. Il respiro. Ecco, la cosa importante è fare in modo di riequilibrare quello che non è in equilibrio attraverso quindi il respiro, la postura, ma anche cercando di capire come mai la voce in un certo modo non riesce a rappresentarci. Quindi io non insegno nulla, aiuto semplicemente le persone a ritrovare le proprie potenzialità e capire come far risuonare, come fare in modo che la loro voce li renda più sicuri, più forti e li rappresenti. Non sono un medico, certamente, però in 30 anni di esperienza ho ascoltato moltissime voci e nelle voci noi portiamo le nostre sofferenze, le nostre gioie, le nostre delusioni, quindi capire come riappropriarci di quello che ci spetta di diritto. Ho iniziato moltissimi anni fa, cominciando proprio a prestare la voce negli studi di registrazione per gli spot. È stata un'esperienza bellissima per me, proprio perché mi ha portato ad esplorare la voce in tutti i suoi campi. Tu sei da solo e la tua voce deve evocare, rappresentare, rendere presente quello che è assente. Quindi ho cominciato dagli audiolibri, documentari. Gli audiolibri in particolare sono stati uno dei settori che ho iniziato da parecchio tempo e ho addirittura pubblicato 3 audiolibri miei, quindi scritti e interpretati da me, sull'uso della voce, che hanno avuto un buon successo su iTunes, su Audible e possono essere scaricati. E quindi è un lavoro che continuo a fare. Sto registrando molti audiolibri, spesso mi si può sentire in qualche spot pubblicitario e fa parte della mia vita. La voce al telefono per un'azienda è il biglietto da visita. Molto spesso invece ci sono delle voci affrettate, ci sono delle voci noiose, ci sono delle voci anche arroganti. Molto spesso le persone non si rendono conto di questo. Ecco, nei nostri percorsi, cioè nei miei percorsi, l'obiettivo è proprio quello di aiutare le persone a rendersi conto di come viene utilizzata la voce, perché parlare è una cosa talmente naturale e noi non ci rendiamo conto dei suoni che emettiamo. I corsi possono essere individuali, io molto spesso seguo individualmente molti imprenditori, anche dei nomi importanti, molto spesso le persone arrivano da me anche da altre parti d'Italia e nei corsi collettivi io non faccio dei corsi piccoli, non più di 8 persone, perché lavorare sulla voce significa lavorare sulla persona, quindi il percorso deve essere assolutamente mirato, quindi lavoriamo sul respiro, sul corpo, sulla pronuncia, su tutto quello che ci aiuta ad essere più efficaci, ovviamente cercando di capire per ognuno di che cosa ha bisogno, perché ognuno di noi ha delle esigenze differenti. Allora, il workshop, proprio workshop.
Sono molti anni, sono ormai una decina d'anni che propongo questa lezione interattiva, è un qualcosa che propongo sia alle aziende e spesso, adesso sono 2 anni che non la portavo in scena, è una cosa che regalo alla città di Vicenza, è una serata assolutamente gratuita dove con l'aiuto di 2 professionisti che sono Riccardo Bertuzzi e Rossana Carraro, molto conosciuti, quindi un chitarrista e una cantante, facciamo una parte di spettacolo sulla voce che poi diventa uno show dove le persone si mettono in gioco e aiutiamo appunto le persone, do delle indicazioni su cosa significa lavorare sulla voce. Quindi è una lezione e anche uno spettacolo, è una cosa molto divertente, c'è un ospite particolare che è un doppiatore spagnolo, questo Carlos Gonzaga, ma il consiglio è proprio di venire a vederla il 27 di settembre al Teatro Spazio Bixio alle ore 21 a ingresso libero per sperimentare con noi il potere della voce. Non esiste la bella voce, non ci sono dei parametri per definire una bella voce perché la voce bella è la voce che rappresenta la persona nella sua totalità. Poi ci sono delle voci che possono essere più affascinanti, più seducenti. E per una donna sicuramente una voce che in qualche modo seduce, quindi dal seducere latino condurre a sé, è una voce che la rende più interiore, quindi una voce che non sia eccessivamente acuta, che non abbia dei toni striduli e che abbia dei toni, diciamo così, più vicini alla sua personalità. Io vorrei chiudere proprio con una frase di un mio maestro che diceva: la voce deve partire dal cuore, vibrare nel corpo per abbracciare l'altro, e questa è la comunicazione. Quindi la bella voce per un uomo, per una donna, è la voce che ci rappresenta nella nostra interezza.